Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura i dati che arrivano dall'Istat che rivelano come la città con l'inflazione più alta in Italia sia Catania. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori, nel capoluogo etneo si registra un più 11%, dato che emerge da quelli dell'inflazione di settembre resi noti dall'Istat, che ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. A Catania seguono Bolzano e Palermo, entrambe a quota più 10,8%. In Sicilia il tasso medio è del 10,4%. Passiamo alla cronaca. Il sindaco di Riposto, nel catanese Enzo Caragliano, annuncia misure drastiche nella raccolta dei rifiuti indifferenziati, la cui quantità sproporzionata da conferire in discarica rischia di arrecare un grave danno al bilancio dell'ente. L'indifferenziata sarà infatti raccolta solo una volta al mese. Caragliano, nella duplice veste di sindaco e presidente della SRR, società che si occupa della raccolta di rifiuti in molti comuni del catanese, non nasconde la propria preoccupazione a fronte di un esponenziale aumento dei costi gestionali. Da 180 euro a tonnellata si è infatti passati a 360. Passiamo adesso ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando al bollettino giornaliero del Ministero della Salute, nell'isola si registra un incremento di 141 attuali positivi per un totale di 18.233 contagiati. I nuovi casi in totale sono 535, 2 i decessi, 392 i guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo in testa con 165 nuovi casi, seguita da Catania con 152 e da Trapani con 63. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani in Sicilia è previsto buon tempo. In mattinata il cielo infatti sarà poco nuvoloso, salvo maggiore variabilità sull'est dell'isola. Qualche nube in più tra pomeriggio e sera, ma senza precipitazioni di rilievo. I venti saranno deboli, le temperature saranno in linea con i giorni precedenti. Catania e Trapani saranno le città più calde, con massime che toccheranno i 25 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.